Chi ha orecchi ascolti. Questo è il titolo di un libro scritto da Don Nicola Salemi, parroco della Chiesa Maria Santissima del Carmine di Porto Empedocle. Si tratta di una raccolta di commenti dai Vangeli del lezionario feriale. La prefazione del volume è stata scritta dal cardinale ed ex arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro e la presentazione dal teologo Lorenzo Cuffaro. Chi ha orecchi ascolti sarà presentato dall'arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano giovedì prossimo 11 novembre alle ore 18 nella parrocchia di Don Nicola nel quartiere Piano Lanterna di Porto Empedocle. Presento alla comunità, quella reale e quella virtuale, il mio libro. È un libro che proprio nasce nella comunità come annuncio. E il titolo di questo libro che presento è Chi ha orecchi ascolti. Spesse volte troviamo noi nella Sacra Scrittura questo richiamo ad ascoltare, dallo Shema, ascolta Israele, poi nei Vangeli spesso Gesù lo ripete, di ascoltare la parola del Signore, sono beati coloro che ascoltano, e anche nel libro dell'Apocalisse. Quindi mi è sembrato, come titolo, un richiamo forte in un tempo, in un'epoca in cui spesso si è distratti, dissipati da tante cose, non si è pronti ad ascoltare la parola di Dio, ad ascoltare anche i fratelli. Ecco, il Signore ci parla, e questa parola è Lui stesso che si è fatto Verbo incarnato, è la parola che è stata annunciata al mondo, è Gesù, e noi dobbiamo poterla accogliere. È un piccolo seme che viene messo nel nostro cuore, ma là dove trova terreno buono, questo piccolo seme trova radici per diventare un albero che porta anche frutti. Io sono stato anche un po' invogliato a scrivere questo testo, incoraggiato, possiamo dire, anche dai miei lettori che sono sui social in modo particolare, ma poi anche coloro che mi ascoltano ogni giorno quando annuncio la parola di Dio nella mia comunità parrocchiale. Sono per noi sacerdoti quello che scrivo come schemi di omelia, ma serve anche a tutti i laici per poter vivere ogni giorno questo ascolto della parola del Signore. Sono molti che mi dicono che hanno ricevuto grande beneficio d'aver ricevuto sui social, Facebook, WhatsApp, questa parola quotidiana. È da 5 anni che io vivo questa esperienza di annuncio. Sono stato costante, quindi me ne ritrovo tutti raccolti questi brani commentati. Sono per lo più i Vangeli feriali, quindi commento a tutti i Vangeli feriali, sganciato, possiamo dire, questo commento da quello che può essere il calendario liturgico, e questo può essere anche innovativo, perché la lezione divina la si trova completa, così come la troviamo nel lezionario feriale del tempo ordinario nella liturgia. Il cardinale che mi ha fatto questa presentazione del libro, cardinale Montenegro, dice che queste parole che io metto per iscritto ogni giorno, sono come delle pillolette quotidiane che possono essere di grande aiuto e di giovamento nella vita spirituale. Ha fatto tanto bene a me, innanzitutto, che ho scritto e ho annunciato la parola del Signore, ma penso che tante persone me l'hanno detto, ha fatto tanto bene. Questo libro per me è come il frutto di un cammino lungo che ho fatto in questa comunità ecclesiale del territorio di Porto Empedocle. Dedico il libro in modo particolare alla mia comunità parrocchiale, ma a tutta la Chiesa empedoclina che mi hanno in questi lunghi anni accolto, voluto bene. Io anche ho manifestato grande affetto per tutti. Ci sarebbero tante cose da dire, solamente voglio dirvi che giovedì prossimo verrà il Vescovo nella mia comunità parrocchiale alle ore 18 e faremo la presentazione di questo libro.